Benvenuti al Comunale di Circillai. Prego di sponsor di questa giornata: Bar La Fontana, Hotel Domus de Janas, Lampadas SNC di Davide Pisano, Wasabi Sushi Fusion, Barcollo, Bar Pizzeria, Oreficeria Moi, di Christian, L'Arte del Gioiello, Silvio Boy Auto, Tremori, Ristorante Pizzeria, Bar Paola Pizzalis, Bar Murro Roberto, Pescheria Nemo, Bar Via Mare Caffetteria, Agripiù di Benito, Ristorante Lo Scoglio, Sovintau, Panificio, Pizzeria Al Taglio, Pizzeria Loro dei Granai, Macelleria Barrilli Matteo, Pescheria Galì di Pira Silvia, Imprese edile Bruno Pisano, Pasticceria Piso Emanuele, B&B Sotto le Stelle, B&B Caneledus. Squadre si apprestano quasi a entrare in campo e cominciamo a leggere la formazione del Galtellì, che si presenta con Olianas Giovanni, Mameli Andrea, Algioia Antonio Liberato, Rus Stefano, Rodriguez Giordano, Loriga Cristian, Lai Fabrizio, Mameli Simone, Frontetti Samuele, Mameli Luca, Floris Giorgio, Oggiano Carmelo, Frontedo Manolo, Mastio Tommaso, Oggiano Adriano, Carta Alessandro, Fancello Simone, Bette Samuele, Loriga Gabriele. Allenatore Solinas Franco. Vai in ritardo, vai in ritardo qua, guarda,
ritorno, certo. Però non sanno di che parlo. Questi che sporchi fra le fallo. C'è lo siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è salita. Per questo ora mi sto allenando e buonasera signore e signori. Fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti bottoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se non siamo fuori, ma sono fuori di testa. Ma diverso da loro, se tu sei fuori di testa. Ma diverso da loro, siamo fuori di testa. Ma diversi da loro, siamo fuori di testa. Ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale per lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide. In casa mia non c'è più, ma se trovi il senso del tempo risalire ad ottobre, che non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento. Senti l'impresa con una leggera, la schiena ricercherò quella piazza, se vuoi fermare di tempo prova a cambiarti la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, che mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Un saluto a Davide Cossetto e Enrico Mastio. Siamo diversi da loro. È arrivato? E anche a Manuel Mastio. Così devi parlare, forte. Però non ti avvicinare troppo. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. E poi stiamo andando a cambiare il risultato, How do you know you? Can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight's gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a image of you in my mind. Could be right, tonight, just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins that hate and go. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open air. The streets are covered to life and we'll build it better than we did before. Intanto le squadre si presentano in campo. Broken bells and broken church, heart that
heart that works. A broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the Allora intanto ricomincio a leggere i giocatori a disposizione del Balisardo, che sono Silvestri, Sanchez Pablo Guillermo, Moeda Barbosa Wilson, Usai Andrea, Fanni Michele, Boschetti Edoardo Teixeira e Simone Lorenzo. Allenatore in seconda del Balisardo è Possomai Alberto, allenatore Cavasin. Il Balisardo gioca con Esposito Raffaele, al numero 1, al numero 2 Emi Felipe Gabriel, al numero 3 Franco Duarte Olivio, al numero 4 Reite Mendes Mateus, numero 5 Claro Francisco Tadeo, numero 6 Musa Mahmoud Salit, numero 7 Vocatore Luca, numero 8 Ferrari Federico, numero 9 Sidibe Chamberlain, numero 10 Chiano Soleiman, numero 14 Olmos Liuel Uriel. Buon divertimento. Un po' straniero, sì. Dammi lo start. No, inizia. Dai che poi ti senti tu se... Buonasera a tutti dal Circillai Impianti Sportivi di Balisardo. Oggi inizia una partita importantissima tra il Balisardo e il Tuttavista. Tuttavista che inizia con il numero 1 Giovanni Lianas, avremo in difesa il numero 2 Libero Angioi, il numero 3 Scott Perladio, forse un po' di ritardo. Arbitra Gambaiani Giuseppe. È il nostro preparatore. Partita importantissima. Tuttavista inizierà il calcio d'inizio. Sarà una partita interessante per il Tuttavista, maschia, delicata per il campionato. Giocheremo contro la prima in classifica. Facciamo meglio, dai. Ti senti? Vai ragazzi! Mi viene un po' così. Sentiamocela, vai ragazzi. Iniziamo noi con Tuttavista che inizia il calcio d'inizio. Orru, lancio braccato dal difensore del Balisardo. Fallo fiscato ancora per Fronteddu. Lai cerca l'aggancio, parte ancora il Balisardo, prova l'azione individuale, la mette in mezzo Loriga, bracca perfezionamente Balisardo che prosegue sul lato di destra, il lancio per lato di sinistra, mette in mezzo Lai, respinge ancora il Balisardo, prova Lai a intercedere, palleggi confusionari, la mette in mezzo, prova fallo in attacco, iniziamo noi nuovamente. Forza ragazzi, il pubblico è caldo, forza ragazzi. Perché l'attacco più non ce l'ho, ma sono un paio di consigli. Ma se fanno un paio di consigli, Batte Olianas, palla dall'estremo portiere, difensore del Balisardo.
che lancia lungamente, comanda Barisardo, un lancio lungo, Mangioi risponde, palla per Fabrizio Lai, ancora bloccato, poi riparte Barisardo, perfetta condizione di Andrea Mameli, la push, ancora il lancio lungo, ancora perfetto per Mameli che elegantemente stoppa un pallone interessantissimo, ripassa per Andrea Mameli sul lato di destra, cerca Floris, non trova il passaggio, riparte ancora la formazione degli Astrina, il lancio lungo a cercare il numero 7 del Barisardo, Mangioi si fa sentire fisicamente, temperatura ottimale al Cincinnati di Barisardo, cerca Fronteddu, ancora Mameli cercando con la Fronteddu, stop di petto elegantissimo, fuori di poco, riparte Barisardo, braccato da Mameli, giocatore importantissimo, tecnica, fisicità impressionanti, parte ancora fallo, parte di Mameli, fallo che consente a Barisardo di ripartire. Parte ancora il numero 8 del Barisardo, schema, secondo uno schema provato 1000 volte in allenamento. Siamo al quarto del primo tempo, parte il numero 8, la mette in mezzo Olianas, tensione come di prima, gol del Barisardo, attenzione, la palla inattiva. Barisardo si porta in vantaggio con un vocatore. Molto fortunosamente Il portiere ha fatto la palla. una parata non molto decisa al numero 1, Olianas. fortunosamente Olianas, uno sbaglio che può capitare a tutti, fortunosamente il Barisardo trova il vantaggio, ma la partita è ancora lunga. Ma devi aspettare, arbitro! Ma non darsi subito ai Sagrano! Parte la vista Orru, palla per Simone Mameli, ancora per Luca Mameli la palla, il lancio di Trivella cercando Floris, non trova la direzione della palla. Dai giù! Vantaggio scaturito fortunosamente dal Barisardo, trova l'1-0, il tap-in vincente del Barisardo, trova l'1-0, ma i nostri cuori continuano ancora a viaggiare a 1000 all'ora. Ancora Mameli braccato dal numero 2, dal terzino del Barisardo, palla per Stefano Orru, Simone Mameli la mette in mezzo, fallo bruttissimo, l'arbitro fischia la punizione, scusate l'emozione. Ancora Mameli destreggia, la mette in mezzo per Stefano Orru sul lato di sinistra, Stefano Orru bloccato dal terzino del Barisardo, ancora Cristian Loriga la mette in mezzo per Jordan Rodriguez, il numero 5 nostro. Qua succede un fallo, recupera comunque ancora il nostro libero Mangioi, palla per Fabrizio Lai, la mette in mezzo per Simone Mameli, arrivato per tu, anticipa il portiere, il difensore del Barisardo. Parte la rimessa dell'estremo difensore degli Astrino, che la mette giù.
Fallo in attacco, punizione per noi. Forse accusato il gol agli sviluppi del primo tempo del Barisardo. Ripartiamo con Rodriguez. Palla per Mameli, prova il velo, non riesce ancora. Questa Loriga, il lancio ancora per Floris. Attenzione, c'è un fallo lì. Attenzione, fischia il fallo per il Barisardo. Ahimè, rivedrei ancora il fallo perché il fallo è ancora indiscusso. Parte il Barisardo sul lato di sinistra. Braccato perfezionamento da Fabrizio Lai. Parte ancora il Barisardo da un impallo vinto. Parte ancora il numero 8. Il lancio Bracca, semplicemente Oliana, si riparte ancora da Loriga. Loriga che riparte, ancora chi sta Loriga. Il cerca Fabrizio Lai, ancora aggancio perfetto. Fabrizio Lai, conosciamo bene le sedute tecniche. Braccato ancora e il Barisardo che riparte. Siamo sul lato di sinistra, ancora il Barisardo. Al pallino del gioco Barisardo, siamo a braccarli però, centrocampo. Non è ancora detta. Arriva il segnale, arriva, si sente. Sembra che non era rumore sul punto per un tempo. Partenza al nono del primo tempo, ripeto, score Barisardo 1, tutta vista 0, ma la partita è ancora lunga. Riparte l'estremo portiere, il lancio, cercare ancora il loro esterno, Bracca perfezionamente, Andrea Mameli fa sentire fallo in attacco. Parte Olianas, cerca Angioi, il lancio millimetrico, cerca la sponda di Floris, brutto aggancio dell'attaccante Barisardo, spazza ancora Rodriguez. Esagerano un po', il difensore di Astrino si rialza dopo 2 secondi, riparte l'azione, parte al 10º, score, ripeto, per coloro che sono collegati ora, 1-0 per il Barisardo, il lancio braccato facilmente da Olianas. Olianas, palla per Giordano, il lancio per Rodriguez, stop perfetto di Mameli, comanda in centrocampo ancora Mameli, Loriga, palla per Loriga, Simone Mameli, fallo da push, tutta vista, parte Mameli, ancora Mameli, in mezzo a 3, attenzione, fallo ancora del Barisardo, inizia a temere la tecnica di Mameli. Parte Loriga, passa per Floris, fortunatamente riesce con il 2 il Barisardo, attenzione sugli sviluppi di un contropiede, Angioi fa sentire i suoi muscoli, porta fuori, non è ancora finita qui però, mette in mezzo Barisardo, Rodriguez, mette in mezzo Mameli, indietreggia. Un po' di confusione, tocca la banderina, attenzione, tocca la banderina, il lancio di Libero Angioi, a cercare Lai, non riesce, ancora il Barisardo, braccato da Mameli, riparte con Fabrizio Lai cerca, perfezionamente Cristian Loriga, braccato, attenzione, c'è il fallo, attenzione, quello era fallo, impossibile, quando è possibile fischiare la posizione, commentata visivamente, e ripeto, visivamente, grave, l'arbitro non fischia, attenzione, l'arbitro non fischia, brutto fallo del numero del Barisardo, l'arbitro non fischia, sgomentato in faccia a Loriga,
estremi del giallo, quasi arancione. L'arbitro comunque fischia, fa continuare la partita e ripartiamo comunque noi. Batte Barisardo, ripeto, falli così, impossibile da non fischiare. Ancora fuori gioco del Barisardo, riparte libero Angioli dalla punizione, un po' dolorante ancora Cristian Loriga al 13esimo del primo tempo. Tu vai sempre un minuto avanti, guarda qua. Ancora carta, Mameli, scusate, Mameli, ancora per Rodriguez, sbaglia, fallo, c'è un fallo che non vede. Miracolo di Giovanni Oliana, si risponde un fallo che non vede l'arbitro. Due errori gravissimi, un fallo che non vede l'arbitro, due errori gravissimi. Due errori gravissimi dell'arbitro. Para miracolosamente Giovanni Olianas. Fortunatamente i video sono di dominio pubblico, salutiamo ancora i tifosi. Para Giovanni Olianas per il momentaneo, seppur non giusto, da perdere Barisardo. Parte quello di Barisardo, cerca la finta, rimessa al fondo. Attenzione, quello calcio d'angolo. Attenzione. Riparti nuovamente Barisardo. Parte ancora il Barisardo, numero 8. Un fallo in attacco che ovviamente non ha visto l'arbitro e ammonisce addirittura Loriga. Barisardo si porta sul 2-0 con Ferrari. Possiamo veramente rammendare qualsiasi dubbio rivolto all'arbitro perché è lui che comanda e gli errori li facciamo tutti, però ripeto, un fallo in attacco non fischiato e porta il Barisardo a 2-0. I video comunque sono di dominio pubblico, possiamo tutti notare l'errore grave fatto dal direttore di gara. Parte tutta vista, 2-0 per il Barisardo. Errori incommentabili, parte tutta vista ancora per Stefano Ru. Pressano alti, palla per libero Angioi, cercare, ora cerca noi l'arbitro sicuramente. Tatouche di Fabrizio Lai, auto di destra, Fabrizio Lai a cercare Mameli, mette in mezzo Mameli, il calcio di rigore, attenzione, rigore nettissimo per i biancorossi di Caltellì. Al 15esimo mancava il cartellino, però rigore nettissimo, ha indicato il scatto di rigore. Batterà Simone Mameli, numero 8. Partita un po' maschia, un po' confusionaria. Rigore nettissimo commesso al Barisardo. Parte Simone Mameli, il numero 8, il nostro rigorista, carico più che mai. Fischia al 16esimo. Parte il tiro. Riaccorcia la distanza tutta vista. Il riaccorcia le distanze con il numero 8. Riaccorcia le distanze. Perché poi non c'è l'ordine, che io non posso leggere. Sono in ordine di quelli di distinta, ma non in ordine di Parte il Barisardo. Ancora parte Olianas. La titolare è questa prima fila. Ancora Floris. Fino a qui. Campo Fabrizio. C'è un lancio perfetto per Franchetto. Palla per Luca Mameli. Lo stop. Fallo. Era fuori gioco però. L'arbitro fischia fuori gioco. Perfetto il movimento di Mameli.
l'hanno via da fuori gioco. Batte l'estremo difensore Oliastrino. Vediamo lo score. Barisardo 2, tutta vista 1. Palla ancora per Floris, attenzione! Sbattono un po'. Pressing alto di Mameli, lancio dell'estremo difensore. Tengono un po' di pressione comunque Barisardo. Parte con la touche Fabrizio Lai. Palla per Orru, ancora Fabrizio Lai. Il lancio della Mameli. Cercare perfettamente Stefano Fronte. Sbaglia completamente Samuele Fronteggio. Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Forse è meglio che ti metti più su. Sbatte! Estremo difensore del Barisardo. Dai, così! Tutta vista che non ci stava il 2-0 momentaneo del Barisardo. Trova il gol, rigore nettissimo. Batte nel fondo. Cercare gli attaccanti. Angioi, fallo in attacco su Rodriguez. Parte Stefano Ru, il nostro regista. Ricambiano Rodriguez, Angioi. Cercare. Attenzione Floris, Mameli, cercare il fratello del Mameli. Aggancio perfetto di Mameli. Andrea Mameli ancora in mezzo. Mameli ancora in mezzo. Andrea Mameli ancora in mezzo. Mameli in mezzo. Mette in mezzo. Braccato. Tutta vista che si fa sentire. Si fa sentire. E comandiamo momentaneamente in campo del Barisardo. Angioi. Fallo in attacco di Angioi. Braccianetto. Partita momentaneamente equilibrata. Siamo al 19esimo. Sugli sviluppi di un fallo di mano di Angioi, batte il Barisardo. Mette in mezzo. Fuori! Attenzione. Pasticciano un po'. Attaccato gli estrini. Batterà la touche Simone Mameli. Batte. Cercare la testa di Giorgio Floris. Ancora fallo laterale per noi sul lato di sinistra. Mameli comanda la touche. Orru, Mameli. Nuovamente un fallo laterale del lotanista. Però Luca! Sponda presunta di Floris per Frontedo. Adesso lei prende una palla maestosa. Ancora adesso lei parte il tiro. Attenzione! Fuori di poco. Tutta vista che inizia a far sentire i suoi muscoli, la sua tenacia e il suo organico tecnico. Fuori di poco il tiro di Fabrizio Lai. Maestoso contropiede. Bravo Lai. Riparte ancora il difensore Nastrino. Tutta vista che inizia a far sentire i suoi punti in classifica rigorosamente meritati. Parte numero 7, braccato. Fallo, attenzione, non un fallo. Interessantissimo. Intanto un saluto per tutti i tifosi che da fuori ci ascoltano. Tutta vista vi ringrazia per chi ci ascolta. Un abbraccio.
Aspettiamo domenica prossima comunque in casa. Parte ancora il Barisardo. Pericolosa punizione. Giovanni, cosa ne pensi del Barisardo? Io? Adesso non abbiamo demeritato manco noi. Assolutamente no, Giovanni, però partita giocata da belle parti. Adesso sta facendo meglio di tutta vista comunque. Davvero Giovanni, dopo il 2-0 iniziale, abbiamo cercato di dare una smossa a questa partita, arrivata con un rigore netto realizzato da Mameli. Ringraziamo di cuore anche Giovanni Maria Piras per il supporto tecnico e operativo che ha dato a questa partita. Attenzione, Barisardo parte, Simone Mameli mette la pezza, pasticciano Oliana, si solito Oliana. Bravo Giovanni. Giovanni, dicevi? Sono attento a queste cose e non posso distrarmi purtroppo. Se mi distraggo. Quando di Floris, bruttissimo, e Floris. Era forse da giallo Giovanni quel fallo? No, non ho visto. Fallo da giallo, al grande vantaggio. Floris per terra, forse dolorante. Arriva la punizione, batte Lai lungo sicuramente, cerca la testa di Floris, scusate di Mameli. Mameli se lo mangia, Mameli 2, palla bruttissima, l'arbitro non vede, riparte ancora la compagine biancorossa, parte da Olianas, ancora a cercare Angioi che cerca minuziosamente, ancora dribbling secco di Rodriguez Mameli, Loriga, che bel calcio amici, che bel calcio, cercare la testa di Mameli, bloccato dal lato di sinistra, il difensore del Barisardo. Trista gioca amici, giochiamo e sappiamo giocare, ancora riparte il Barisardo, il lancio inutile, Mameli, palla per Loriga, taglia il velo, era la palla a non so chi, rilancia Olianas, tutta vista che giochiamo amici, giochiamo. Ho preso il merda di Munisanca! Vai Elio, vai segna! Parte la touche, il numero 6 del Barisardo, della formazione ognastrina. Stavo di petto, Mameli, Loriga a cercare il fisico e centimetri di Floris, spazza per paura, forse difensore del Barisardo, Rodriguez sbaglia l'aggancio, Orru, fuori gioco amici, fuori gioco. Pubblico che inizia a farsi scaldare il pubblico. Comandiamo una trasferta amici. Il passaggio di Loriga, cercare Olianas, passaggio morbido per Rodriguez, Mameli velo. Cerca Floris, palla per il numero 14 Ognastrino, braccato da Angioi. Lai in mezzo a due, riesce a fare qualcosa. Attenzione tutta vista con Lai perde un impallo, addirittura non so per quale motivo ammonisce, attenzione, ammonisce il giocatore numero 11 del Barisardo, giustamente per farlo su Lai.
te perdi le gambe in dosso. Simone no, Simone a poco. Batte Angioy, il nostro numero 3. Scusa, l'ha messa in mezzo Angioy. Batterà Ru. Il lancio. Cercare Floris, lancio troppo lungo. Blocca semplicemente l'estremo difensore Gliastrino. Lancio agli attaccanti, non vedo un fallo su, attenzione su Angioy. Va bene. Ripeto lo score per chi si fosse appena collegato. Barisardo 2, Portavista 1 al 28esimo del primo tempo. Batte Olianas per Angioy. Il lancio, cercare Fronteddu. Fallo del Barisardo. Simone! Batte perfezionamente Lai, cercare Mameli. Ancora Mameli trova il rimpallo. Ancora Lai la mette in mezzo, cercare Fronteddu. Il lancio del Barisardo. Fallo però. Ha munito Angioy per ricordare il fallo su Samuele Fronteddu prima. Gli errori sono umani, amici, e purtroppo non possiamo lamentarci. Batte la punizione del Barisardo. Ripeto, fallo su Fronteddu non visto. Ripeto, l'errore umano dell'arbitro che giustamente sbaglia. Batte la punizione del Barisardo sul lato di sinistra. Batte. Azione, Angioy spazza, cercare i piedi di Stiorru. Schema già rivisto. Floris non blocca. Ancora perfezionamento Mameli, cercare Lai. Sbaglia completamente l'aggancio. Riparte il numero 8 del Barisardo. Ancora Andrea Mameli. Trova anche la deviazione. E battiamo la touche. Mameli dimostra di essere perfetto. Terzino. Ancora Mameli. Fallo non fischiato. Ancora Mameli. Parte il Barisardo sulla fascia, trova un numero di prestigio non riuscito. Azione pressante di Mameli, Luca che ribatte sul fondo. Riparte ancora il Barisardo a cercare il numero 11, stop elegante di petto, la mette in mezzo Simone Mameli, sempre lui, sempre Simone ancora Mameli. Fallo impossibile, amici, fallo impossibile. Escludo ogni responsabilità dai commenti, ma fallo impossibile il fallo, amici, di Mameli. L'arbitro fischia a favore loro, non capisco il motivo, però riparte ancora il Totavista, che di free play, grazie a Dio, ne abbiamo ancora da vendere rispetto ad altri. Non parlare dell'arbitro. No, sul dirigente non la fanno poi. Parte il Barisardo. Bruno te la mette in mezzo. Attenzione. Orru. Cerca Loriga. Troppo alto. Giuseppe.
Numero 11. Il vostro. Il nostro? Sì, di bene. Guarda qua la Loriga. Prova. Dai, che va bene! Palla per Mameli. Cerca stop elegante il tacco di Mameli. Cerca Frontedu. Fallo. C'era un cavo. Anche non ti sento però. Palla per Orru. Lai. Cerca Mameli. Perfezionamento per il gioco. Gioco rischiato da direttore di gara. Parte ancora il Barisardo. Batte. Braccato da Lai. Cerca Frontedu. Orru. Gioco di spalle. Mameli. Subisce un fallo. Floris. Parte numero terzino del Barisardo. Mette in mezzo. Olianas para. Ripresa. La sicurezza non è uguale. Perché questi sono i guardialini. Cerca Floris. Ancora. Mameli. Fa sentire. Barisardo. Non ci sta. Cerca la CDB, non lo trovo. Giovanni, considerazioni del primo tempo? Sono impegnato. Se mi distraggo qua poi non prende il gol. Cerca Vicino a lui. lancio, tale, terzino, Ogliastrino, stop perfetto, riparte a tre quarti Barisardo, sul lato di sinistra, ancora il Barisardo, la mette in mezzo a giocare il CDB, di testa la spizza, trova però Loriga, attenzione, tiro pericolosissimo, al 35esimo, calcio d'angolo per il Barisardo. Schema della formazione di Astrina, alza le due mani, mette in mezzo Mameli, mette in mezzo, fuori di poco però amici, per riconoscere Barisardo del 5esimo, uno schema quasi perfetto, uscito fuori di poco. Leggende scolata. Lianas, Porto per Angioi, Orru subisce fallo, Orru, azione continua, fallo per Barisardo, dubbi sull'intervento, ancora il Barisardo, il tiro del Barisardo, bracca Lianas, un po' lezioso, batte con Angioi il lancio per Fabrizio Lai. Loriga, fallo, ennesimo fallo, centrocampo, batte Barisardo, corto, sul lato di sinistra, Loriga prova a braccare, Fabrizio Lai perfettamente, va a cercare il numero 9, Fronteddu, Mameli, attenzione Mameli, prova il filtrante per Fronteddu, Barisardo recupera la palla, Mameli, Orru, 1-2 perfetto, Loriga,
Iniziamo una palla di calcio. Palla per Giorgio Floris che la mette in mezzo. Vista fa un'azione degna del nome che porta. Mameli, Orru. Mameli sbaglia l'appoggio per Orru. Barisardo ancora il Barisardo. Giordano Rodriguez fa sentire la sua bravura in difesa e regala, meno male regala un calcio d'angolo ai giocatori e agli astrini. Si fa sentire ora il pubblico agliastrino. Minuti caldi. C'è un po' fresco però, Non ti apprezzano, visto? Ah no, facendo le critiche per il telecronista. Ma non mi frega niente, sono dirigente Giovanni, io quindi così sono anche di parte. Sì, di parte. Batte, attenzione, sbaglio grossolano del Barisardo. Oh, ma qualcuno ha detto, no, qualcuno ha detto, se era un giornalista obiettivo non va bene, però Vabbè, sono dirigente. no, ma è normale. Certo che è normale. E poi un telecronista improvvisato. Esatto, chiedo scusa intanto per la mia imparzialità, essendo dirigente di tutta vista e improvvisato soprattutto oggi per fare la telecronaca. Chiedo scusa ai tifosi del Barisardo e chiedo scusa per chi non tifa i nostri colori. Attenzione al Barisardo però, la mette in mezzo filtrante, perfetto, regalato da Angioi. Però, dopo vanno il dritto se tu è Ringraziamo comunque l'amico Giovanni Maria Piras per la regia e per ciò che la domenica ci regala. Attenzione Barisardo, metti in mezzo. Floris, Honda, fallo del Barisardo su Floris, che parte tutta lista. Primo tempo dove formazione di casa trova 2 gol. Parte ancora Mameli, sbaglia la Veronica, Orru, cerca Frontedu. Il lancio braccato da Rodriguez, ancora Fly, cercare Mameli, perfezionamento ancora Mameli sulla di destra, cerca l'esterno bianco-rosso. Nulla di fatto. CDB non riesce a recuperare la palla. Mameli batte, cerca Floris, chiusura perfetta, difensore Agliastrino, riparte ancora Mameli. Mameli, stop perfetto, forse un fallo, continua, ancora il Barisardo, cerca CDB, finta, la mette in mezzo, Orru, Bravo. come Patrick Berà, stop di suolo, la mette in mezzo per Floris, ancora, possono partire gli sviluppi, palla che va lunga. Ripartono dall'estremo difensore. CDB, stop. CDB.
41esimo. Ripeto lo score, Barisardo 2, tutta vista 1. Al 40esimo. Terminato alla fine del primo tempo. 41esimo però, Che mezzo, attenzione! Sulle Vobresi di uno. Pasticcio difensivo. Torna il 3-1. Il Barisardo si porta sul 3-1 con Ferrari. Pasticcio difensivo che porta i padroni di casa a portarsi sul 3-1. Proprio nel momento migliore del tutta vista poi. Il momento migliore, forse il risultato non giusto però. Un po' bugiardo, 3-1 e palla al centro, riparte con Orru. Sul pasticcio, fallo su Floris. L'arbitro preferisce non sta nessun cartellino su Floris. Ha i suoi dubbi. Batte Stefano Orru sicuramente. Metti in mezzo a cercare Lai. Va bene, Mettono fuori. Chi ha segnato? Ripeto, chi ha segnato? Meli. Numero 8. E Zocca! Arbitro! 3-1 arrivato nel momento dove tutta vista cercava di equilibrare il gioco. CDB. Fallo, attenzione. Palla per Loriga. Cercare Fronteddu, non riesce. Ancora il Barisardo. Fallo di mano però l'arbitro non vede. L'ha visto. Punizione. 44esimo del primo tempo. Ripeto lo score, Barisardo 3, tutta vista 1. Rodriguez, cercare Lai, bello di Lai per Floris. Ancora Floris, subisce il fallo. L'arbitro fischia, punizione per tutta vista. Ammonito il numero 6 del Barisardo. La punizione giusta. A richiesta sul cartellino. A cantare questo studio. non è finito. Si può recuperare. Batte Lai. Posizione. Mette in mezzo, attenzione! E che batte Sangolo! Finisce il primo tempo. Barisardo tutta Le squadre vanno a riposo sul 3-1 per il Barisardo. Hanno segnato giocatore, doppietta di Ferrari per il Barisardo e Simone Mameli per il Galtelì. Come si fa? Ti fa rumore, giri la stanza. Come si fa? Sono col tanga, te la sta per via. E mi fai impazzire. Io non mi ricordo gli sponsor.
di questa giornata del Barisardo. Wasabi al centrocampo, naturalmente, li vediamo tutti. Poi abbiamo Bar La Fontana, Hotel Domus de Janas, Lampadas SNC di Davide Pisanu, Bar Collo, Bar Pizzeria, Oreficeria Moi Christian, L'Arte del Gioiello, Silvio Boy Auto, Tremori, Ristorante Pizzeria, Bar Paola Pizzalis, Bar Muru Roberto, Pescheria Nemo, Bar Via Mare, Caffetteria, Agripiù di Benito, Ristorante Lo Scoglio, Sovintao Panificio, Pizzeria al Taglio, Pizzeria L'Oro dei Granai, Macelleria Barrilli Matteo, Pescheria Galì di Pina Silvia, Impresa Edile Bruno Pisanu, Pasticceria Pisu Emanuela, B&B Sotto le Stelle e B&B Is Canelledus. Voglio dividere la notte con te e quando pensi di andare
vorrei stare solo. Voglio dividere la notte con te. E quando pensi di andare a dormire, ricominciamo a saltare. Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama, e più di 1 milione di volte ho sbagliato per arrivare a te. E con le tue labbra che giocano con la gomma americana, e poi mi sospiri qualcosa. Sembra un po' déjà vu, ci vediamo stasera. Io pensavo che tu mi invitassi a ballare, ma poi meno male che qui tutto chiuso, restiamo a parlare e mi dici che tu vorresti scappare una macchina e il mare, non torniamo più. Cabriolet, panorama, vieni con me, andiamo dove ci porta la notte. Cabriolet, panorama, non lo so perché, ma ci sentiamo una bella stanotte. Cabriolet, panorama, cabriolet, panorama. Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama, e rifare tutto di nuovo con te, ma sono cabriolet. E con le tue mani che giocano il vento su una superstrada, e poi mi sospiri qualcosa. Sembra un po' déjà vu, tutto chiaro stasera. Scendi che sono giù, sembri brava a sognare, ma poi meno male che sono più pazzo di te. Sono pronto se dici che tu vorresti scappare una macchina e il mare, non torniamo più. Cabriolet, panorama, vieni con me, andiamo dove ci porta la notte. Cabriolet, panorama, non lo so perché, ma ci sentiamo una bella stanotte. Cabriolet, panorama, cabriolet, panorama, vieni via con me, che non ci si può incontrare mai per caso. Vieni via con me, sono una macchina al mare, non tornare più. Cabriolet, panorama, vieni via con me, andiamo dove ci porta la notte. Cabriolet, panorama, non lo so perché, ma ci sentiamo una bella stanotte. Cabriolet, panorama, cabriolet, panorama, cabriolet, panorama, cabriolet, panorama. Andre! Cuenta su vida que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, Guarda la seca, como
squadre si preparano a tornare in campo. Che grande appa, Tu prova, intanto la tufa c'è lui, è uguale. Era qua. Me la metto Conduce il Barizzardo per 3-1, arbitra il signor Stefano Melis di Cagliari. Buon divertimento. No, parte subito. Quando suona adesso. Ripresa, battono il padrone di casa. Parte il Barizzardo. Mameli. Cerca. Auto per noi, batte Lorica, cercare Floris, ancora Lorica, trova Floris, fuori gioco, parte subito un po' accesa la partita, ripresa, ripete lo score, Barizzardo 3, tutta vista 1, fuori gioco giusto, comunque, tanto all'arbitro, giustissimo. Meglio che niente, cioè. Cerca CDB, non trova nessuno. Fallo laterale per tutta vista. Come ti hanno fatto complimenti per la cronaca? Grazie, grazie. È stato cartelli però, Beh, giustamente, sono dirigente, Giova, quindi non posso essere imparziale. Cerca Mameli, ancora Barizzardo, cerca di andare una mantenazione, commette un fallo e ripartiamo noi. Funzionati, riparte Barizzardo, scusate. Chiedo le mie scuse perché non è tifoso a tutta vista. Per la mia parzialità. come la può cantare il colore che c'è in giallo? Ah, ok, Devo mandarlo in azzurro però. I colori suoi sono... Barizzardo batte, si deve, tira! Il tiro del Barizzardo, Olianas, miracolo, paratona di Olianas. E fa sentire la sua presenza Olianas. Una parata bellissima dell'estremo difensore biancorosso. Calcio d'angolo per il Barizzardo. Parte il Barizzardo, la mette in mezzo, cercano i tornanti gialloneri, non trova nessuno con la sponda, batte, Non è calcio d'angolo, è rimessa. calcio d'angolo, batte Olianas, ancora con cercare il tacco, elegante di Mameli, fallo, brutto su Floris. Punizione, lancio immediato per cercare la testa di Mameli. Palla sulla metà campo, toccherà Mameli, ancora l'altro Mameli Luca, stop di suola di Simone Mameli, tacco di Lai, perfetto, a cercare la fascia di Mameli. Ancora Mameli, cercare Rodriguez,
L'orgoglio che batte è avere 15 giocatori di Galtellì giocare con noi. E ripeto, il nostro orgoglio è avere 15 giocatori di Galtellì che giocano con noi. 15 giocatori di Galtellì giocano con noi. La metto in mezzo. Attenzione, Mameli. Sono 15 più della Baronia. Al contrario del Barisardo, che sono tutti stranieri. È vero Giovanni, è vero Giovanni. Il nostro orgoglio è quello di portare nella nostra zona la Baronia piena di talenti. Ho capito. Ronaldo, che tieni condivida, appunto, vedi là a destra, e tanto, che cazzo vedete? Non devi dar bene, che non, boh, non sono nessuno, e tanto, boh, ha capito, ma so che nella telecronaca, non vieni che devi dire, tanto, non si prendono un cazzo, oh, che cazzo vedete? Contro la Latina, non si stupida la gente. Ho capito, ma sono vieni che devi dire cambio, può tornare, Remo, no? Non devi vedere cambio, e tanto, Ha ragione. ha ragione sì, certo che ha ragione. Non sono tutto pagato che è isso, guardate su termine però. Dai! Non abbiamo detto chi è il telecronista però, eh. Non si può dire. Andrea Pessi di Galtellì, La voce la conoscono comunque, quindi non... dirigente del Tutta Vista. Batte il Barisardo, comunque Giovanni, il Barisardo è una squadra piena di giocatori che in prima c'entrano poco perché sono campioni in questa categoria. Però si bene ancora persino va bene non io. Fuori gioco! Parte, attenzione, Barisardo, si bene a Joey col sinistro, la butta fuori a Joey. Da ricordare comunque due paratone di Olianas, si dimostra un estremo difensore degno di questa categoria. Guarda, un anno, metti anche 2 anni fa, non so se a macchina. Batte il Barisardo, siamo al settimo del primo tempo, del secondo tempo scusate. No, il primo anno era stella. Batte il Barisardo, attenzione, stop elegante, lo mette in mezzo, non riesce però a bloccare. E poi si vede, attenzione, sviluppi un po' troppo mosci del Barisardo, che comunque fa sentire i suoi centimetri. La bandierina! Attenzione, Mameli, stavo difetto, la palla scivola, mette in mezzo, difensore, c'è di me, stop di Pento, elegantissimo, ancora il numero 2, Barisardo, fallo però, commesso da Luriga, fallo giustissimo fischiato dal direttore di gara. Metti in mezzo, attenzione Barisardo, prova, difesa dal fondo, lancio di Angio a cercare Floris, stop perfettamente, elegante stop di Mameli, cerca Orru, il lancio di Orru a cercare Fabrizio Lai, anch'esso prova, passare di testa per Fronteddu, partita comunque elegante, importante per noi, anche per loro comunque, il lancio di Barisardo,
Loriga, fallo, giustissimo. Però io... Lancio di Orru per Lai, bloccato perfettamente dal terzino del Barisardo, lancia fuori. Fallo del Barisardo su Fabrizio Lai. Mameli, scuote sinistra, mette in mezzo, cercare Floris, arriva Nico Mameli, bloccato dal difensore Gnastrino, riparte contro il Barisardo, ancora la palla però esce fuori, la volta non vede, ancora su di me, palla di Loriga su di me, azione perfetta della compagine baroniese, tanto l'arbitro ammonisce un componente della panchina, azione, ripeto, bella, conclusa da tutta vista. Mameli non trova il gol grazie al merito del difensore del Barisardo. Batte il numero 20 del Barisardo a cercare terzino Orru Mameli, ancora Mameli, non riesce a passare Mameli, in un prestigio di Mameli, palla che esce fuori, touche per il Barisardo. Mameli protegge perfezionamente, rimessa dal fondo per Giovanni Olianas. Ah, bella palla. Prima Zua deve smontare. Però perfetto a livello di... Devo un po' fare largo, si vedono un po' più piccoli, perché se fanno vicino poi mi perdo Ma l'azione. dipende anche dalla dove sei messo, secondo me, vero? No, più di così non puoi fare. Come complemento. Perché vedi, ci vai tutta l'azione. Parte Olianas, Angioi, lancio, cercare, a testa di Floris, bravo Floris, spazio numero 20 al Gnastrino, cercare il numero 7, palle lunghe, blocca perfettamente l'estremo difensore biancorosso, il lancio di Olianas, Andrea Mameli prova a correre, bloccato dal numero 18 del Barisardo. Ripeto, partita di Andrea Mameli molto Il interessante. Barisardo è entrato Sanchez, è uscito Felipe. Cambio da Barisardo, entra Sanchez, esce Felipe. Attenzione, Sidibe, libero Angioi, fa sentire comunque i suoi centimetri. Attenzione, Loriga, Sidibe, prova il tiro. Attenzione, Olianas, ennesima parata di stile Olianas. Olianas, te recuerdo che tiene solo lo scambio su Pablo. Cane Barotto. L'estremo difensore biancorosso fa la sua quarta parata importante. Mi pare che sono di questa zona di tutto, è buono, mi pare che sono vero. Attenzione, Lai spizza lontano. No. Quale Barisardo? Ancora Olianas perfettamente di presa. Le parole non le dici qua. Sono tutti non ci sono. Sono tutti Sono del buono, basta. Però mi pare che ancora perde palla. Tutta vista brutosamente. Barisardo ne approfitta. Cerca di testa.
Perché leggeva scuola dalla Giulia? Ripeto, il progetto Tutta Vista, nato circa 4 anni fa, il volere di portare pressione Fronteddu, ancora Fronteddu, in mezzo a Fronteddu non riesce, Fronteddu con una finta, ancora Fronteddu è solo, in mezzo a Fronteddu non riesce. Volevo elogiare il progetto Tutta Vista, tensione 1-2, esce Olianas, ancora Olianas, bravo Olianas. Volevo elogiare il progetto di Tutta Vista, nato 4 anni fa, di voler riportare tutti i giocatori del paese nella propria squadra, Tutta Vista. E non solo, Tutta Vista, ancora con Lai, ancora Lai, ripeti Lai, ripeti la palla, occasione netta, ghiotta, buttata. Forse è la quarta, Giovanni, vero di occasione di Tutta Vista? Forse è la quarta. Barisardo comunque dimostra di essere una squadra compatta e forte. Attenzione, fallo di mano di espulsione, un fallo di mano comunque seppur non volontario, giusto comunque, espulsione, secondo fallo di mano, ahimè, a mio malincuore che sto facendo telecronaca con Giovanni, giusto, Tutta Vista in 10, ma siamo sicuri che proverà Tutta Vista lo stesso anche con un uomo in meno a fare la sua partita. Chi è stato espulso? Libero Angiui. Libero Angiui. Nuova munizione per Angiui. Fallo giustissimo comunque fischiato dal direttore di gara. Tutta Vista proverà a soffrire un uomo in meno, proverà. Angiui è un difensore con gli attacchi numerosi di questi. Barisardo. Fallo comunque di calcio perché l'attaccante non va solo in porta. Angiui, punizione fuori di poco. Questa parte con Lai in difesa, parte con la difesa, Floris, Mameli, fallo bruttissimo, l'attaccante, fallo comunque giusto visto Angiui poiché l'attaccante si trovava solo davanti alla porta. Il lancio di Orru a cercare il fisico ai centimetri di Giorgio Floris che riesce con la suola a metterla in mezzo, ahimè, intervento inutile. Barisardo che ora dilaga con l'uomo in più che deve fuori gioco, giustissimo, fuori gioco e comunque ancora Andrea Mameli, ancora per Fronteddu, ancora il difensore, giustamente un fuorigioco. Partita un po' maschia, ripeto, l'espulsione di Angiui è avvenuta al 15esimo del secondo tempo. Ripeto lo score, Barisardo 3, Tutta Vista 1. Partita più o meno equilibrata, Giovanni, vero? Sì. Equilibrata però
le occasioni entrambe le parti. Bisogna ammettere la superiorità del Barisardo che con i suoi giocatori, attenzione Sidibé supera Lai, fine Sidibé, rigore ingiusto, È scivolato. ragazzi no, vabbè, ragazzi rigore ingiusto, rigore impossibile, Giovanni. È scivolato. Ragazzi, non sarò di parte, ma il rigore comunque era ingiusto, no? Ragazzi, È scivolato da solo. rigore ingiusto, è scivolato. Il rigore, ragazzi, ok il 3-1, va bene il 3-1, il parziale va benissimo. Il rigore assolutamente no, è scivolato, ripeto, il video è dominio pubblico, il rigore comunque è scivolato, si vede è scivolato. Al di là dei commenti fatti sul direttore di gara quando sbaglia, togliamo ogni responsabilità derivate al commento del direttore di gara, ma il numero 11 del Barisardo è scivolato platealmente. Il video del dominio pubblico batte il numero 8. Marco ci viene, l'aveva detto. Risultato ingiusto ragazzi, Barisardo 4-1, ripeto risultato ingiusto, dopo l'espulsione per noi giustamente meritata. Segnato per il 4-1, Matteus. Ingiusto, rigore impossibile ragazzi, rigore regalato. Io ripeto, va bene il 4-1, va bene l'errore dell'arbitro, ci sta giustamente, ma il 4-1 è veramente regalato. Ripeto, giusta l'espulsione per Angioi, giusto il 3-1 iniziale, ma il 4-1 è il risultato. Ripeto l'ultima cosa, i nostri calciatori sono tutti della nostra zona, ripeto solo questo. Ci sta il 3-1, ma il 4-1 assolutamente no, riparte punto di vista con Lai, difesa gioca Lai, giocare fronteggio, dai ragazzi non molliamo, ancora Orru, blocca l'immersore gli Astrino. Vorrei commentare tante cose, però purtroppo non posso perché ho rispetto per il Barisardo, rispetto per la squadra in cui io faccio il dirigente, rispetto anche per i dirigenti del Barisardo. Batte ora il Barisardo al 22esimo del calcio d'angolo. Ripeto, rigore completamente inventato, lo mette in mezzo. Questo è grave Giovanni, questo è grave, dai. Questo è grave veramente. Io non sono di quelli che però, dai, batte Barisardo. Non c'è. Attenzione, sono in 11 contro 1, riuscirà anche magari la Juventus contro l'Inter, contro lo Spal Under 17 a vincere così. Però ripartiamo ancora, perché noi non siamo conigli, riparte ancora con libero Angioi, palla per Simone Mamena, ancora libero Angioi, ripeto, che il Barisardo è una grandissima squadra, attenzione, ciò non toglie lo score fasullo, Olianas, bravo Giovanni Olianas, bravo ancora Olianas, palla per Mastio giustamente sbaglia perché era troppo veloce la palla di Olianas, ma ripeto la partita fatta da noi che ragazzi è indimenticabile perché giochiamo contro una squadra fatta di campioni, per la categoria che giochiamo, squadra fatta di giocatori che, ripeto, non parlano nemmeno il sardo, quindi figurati di quella cosa, quindi al di là di quello giusta l'espulsione di Angioi, doppio giallo, ma sbagliato il risultato assolutamente. Il 4-1 è immeritato. Parla ancora per Simone Mameli che batte la sua falla laterale, cerca ancora il Barisardo, parla ancora per l'ennesimo Flori per cercare per la fallo, giustamente non lo vede, ancora Mameli però, Mameli la mette in mezzo,
contrasto vinto da Barisardo, ancora con Sidi B, ancora Sidi B la mette in mezzo, ancora Sidi B, dilaga ora che sono 10 contro 11, ancora il Barisardo che dilaga, ancora il Barisardo che comanda, Magari quando vado, che ne so, in zona, Mameli che si fa sentire. Ringraziamo intanto la squadra, società, presidente, dirigenti del Barisardo per l'ospitalità che ci ha dato. Parlo a nome della vista, quindi grazie a tutti, tifosi, chi comunque ci ha fatto un sorriso, chi ci ha offerto un caffè, chi ci ha comunque salutato durante questa giornata. Ringraziamo tutti e ringraziamo soprattutto Giovanni Maria Piras per le riprese, un ringraziamento particolare ai nostri tifosi e sponsor per ciò che hanno fatto anche oggi, perché dalle piccole cose si nota quanto grande è la nostra comunità, guardate lì. Attenzione Barisardo, Lai evita un gol all'incrocio, ancora Sidi palleggia, ma al primo tempo tranquilli ragazzi, Oliana col pugno, ritorna anche fallo, l'arbitro ovviamente non vede. Era fallo quello, Arbero! Ho capito. Ma te non diciamo perché sai che la sua Sviluppi, forse Olianas si è fatto male. Secondo me la una bottiglietta d'acqua. Ce la fai? Attenzione! Non faccio commenti poiché Olianas necessita di un supporto medico. Se l'avete fatta, dai! Mai! Che cosa c'entra? Poi no, in tele non ti vedo, ma se parli. Acqua? Sì, una bottiglia d'acqua. Eliana si è sfortunato, già un'altra volta è successo una cosa del genere. Giovanni necessita comunque di un supporto medico e comunque sta bene, però l'importante in situazioni del genere, al di là dei colori della partita, auguriamo un forte in bocca al lupo a Giovanni, che comunque sembra che il grave non c'è, quindi sta bene Giovanni, quindi facciamo il parte Giovanni tutti. Giovanni, perché una pausa Giovanni, una pausa Giovanni, bravo! Vai Giovanni! Giovanni sta bene e... Forse non c'è bisogno. No, sicuramente no, però bravo Giovanni. Con Baccarda! E lì da quello pettardo non molto di così.
Ripetiamo, Giovanni è fuori pericolo. Rispettiamo i tempi comunque delle diagnosi precoci e di chi sta operando per la salute del nostro estremo difensore. Al di là dei commenti di tutto che ci può stare nel calcio, però sono cose molto serie. Giovanni è uscito. Giovanni è uscito comunque, un applauso a Giovanni. Speriamo che non sia niente. Il secondo tempo. Speranza che l'estremo difensore nostro sia uscito e sia fuori pericolo. Comunque Giovanni sta ancora bene, quindi la cosa per Giovanni Lianas. Mi è questo, vedi? Il nostro secondo portiere. Il Gantellì sostituisce Giovanni Olianas per infortunio con Carmelo Gianu. Comunque la cosa, vorrei, al di là dell'applauso per Olianas, però un applauso va anche per Carmelo, perché un applauso per Carmelo va, un applauso per Carmelo, un applauso! Esordio per l'estremo difensore di Galtellì, Carmelo Gianu, esordisce oggi con la speranza che Giovanni stia bene. La prendo. Spettacolo. È rossa, è rossa, è rossa! Meglio segnalini, non c'è male. È rossa, vai Andrea! Ricordiamo il risultato 4-1 per il Barisardo. Del secondo tempo, con molto recupero causa infortunio. Giulianas. Bravo! Poi una volta che è uscito dentro però trovato sono cominciato a fare l'elettrico. Concevandolo per Barisardo. Ma benzina elettrico Bravo Carmelo! Anche questa pelle. Comunque è rimasta qua la no, non credo. No, è seduto là.
Semazione, buona partita. Rigore! È già morito! È già morito! È già morito, signora! Il 18 è già morito! Guarda lo spiega. La Ghibli, una blu, bravo, del dentista. Ha segnato bene Barizzardo, Sidibe. 5-1 il risultato. Vieni che te ne compri tu. Uno l'ho visto 5. 2 Ci è mancato il telecronista, eh. 5-1. Grazie. Tiriamo il Vittorino, non io a te. Un po' a me. Batte ancora Mameli, mezzo a 2 Mameli, non riesce. Ripartono, aspetta lo score 5-1 per i destrini, solo in più, punizione. Per il Barizzardo è uscito il numero 18 Franco Duarte, è entrato il numero 13 Fanni Michele. Sicuramente sardo questo Fanni. In mezzo a tutti stranieri, uno sardo. Fanni non è sardo, non è quindi sardo, ma con quello. no, sicuramente Siamo proprio rovinati. l'unico sardo che gioca ora a calcio. Ripeto, risultato strano per noi. Strano ma vero. È vero, prova. Aspetta, con l'uomo in più ne portiamo ancora noi, però ancora Stefano Ru, palla per Mameli che lancia. Troppo ritardo. Cerca comunque la stanchezza, cerca il gap di differenza. Inutile, sono più forti e basta.
Questi sono tutti giocatori di categoria superiore. Esce Floris, entra carta. No. Però padre, ho detto una qualcunato, non tendi diretto, non può. Vedete che sto caricolo del cucere a tutto ya. Partiamo ancora con Sidi B. Score, Barisardo 5, tutta vista 1. Risultato non giusto. Doveroso elogiare la differenza di gap tra noi e i giocatori del Barisardo. Iniziato sicuramente dall'espulsione, ripeto, giusta di Angioi, ma da un rigore Vai Tommy! secondo me regalato dal direttore di gara. Guardate la Fonteta, sta la Fonteta. Pazza. Numero 13. L'appuntamento comunque sarà al ritorno, amici. E domenica prossima giocheremo in casa a Calchilì. Palla per Fabrizio Lai, sto perfetto, forza e fallo, l'arbitro non vede. Ancora per Mameli, Andrea Mameli. Si di bene ancora col braccio, l'arbitro ancora continua a non vedere il calcio d'angolo. Attenzione, ancora rimessa. Angolo! Rimessa dal fondo per il Barisardo. Odio commentare in questo momento le cose imparziale, perché se devo essere imparziale, però parte l'estremo difensore di Astrino. Diventa ancora il Barisardo in 11 contro 1, batte, ma trova Mameli, stop sulla tre quarti, cerca ancora l'altro Mameli Andrea, il 10, trova un certo numero 14, Mastio, che lo svernicia e fa capire che non è fallo. Guarda ancora CDB. Mameli comunque fa capire a CDB che comanda lui sulla fascia, lo mette in mezzo, fa un tiro, mamma mia, Un tiraccio. brutto. Comunque devo elogiare Giovanni i commenti dei dirigenti diffusi del Barisardo, perché comunque tutta vista anche in un 10 contro 1, 11 ha dimostrato di essere comunque una squadra Giovanni. Al di là del risultato, al di là di... comunque sono episodi che nel calcio succedono, del rigore che è successo, dell'espulsione giusta, comunque ripeto, di Angelo era giusta. C'è comunque da lamentare che tutta vista ha sempre giocato, adesso al di là dei gol che abbiamo subito, essendo imparziale, ma penso che la cosa è condivisa, il risultato comunque non è giusto Giovanni. Loro sono più forti, è vero, sono molto forti di noi, è vero, ma il risultato comunque non è giusto. A parte ancora Lai, Mameli ha fatto una partita, fallo su Mameli che comunque si va, l'arbitro non vede, l'arbitro fa continuare, comunque fallo su Mameli, parte una marcata ancora e riparte il Meno male Barisardo. che si è fallita. Un tiro, mamma mia. Giocatori comunque a livello di individualità, forti fisicamente. Parte Lai, che di esperienza hanno da vendere, pasticcia, difesa Barisardo. Ancora Ancora Mastio, attenzione.
Mastio cerca di richiamare i compagni con la grinta che quest'oggi non è mai mancata ai biancorossi, mai, ripeto mai, perché episodi. Parte ancora Mameli, ripeto 5-1, un risultato molto falso. Giustamente Barisardo squadra molto più col gap più superiore di noi. Ancora Mameli, la mette in mezzo, sbaglia Mameli, ma noi da qua ripartiamo. Io posso. Bruschi arbitro che giriamo, dai. Vai. Non è come se che non giocate a voi, da lì a recuperare. Contra partita. Parte ancora il Bari. Il risultato non cambia la prestazione dei nostri giocatori che oggi hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e colori che indossiamo. Mastio prova, fallo! L'arbitro ovviamente non ammonisce, ma poco cambia, Mastio si fa male. Oh Pasca! Anche questa è una munizione comunque. Non vedo come espulso. Però ho vinto. Da ripetere, espulsione di Angioi al secondo tempo. Chi è questo? Un giù? E per Angioi del gol, il nostro difensore. No, quello per terra. Per terra è Mastio, Tommaso Mastio. Quello che c'ho in macchina io. Così è. Hai visto come fa che rima? Che rima. Al di là del risultato, comunque da lamentare la prestazione del Barisardo, che comunque si dimostra una squadra superiore alla categoria in cui siamo. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di essere all'altezza dei nostri colori e al di là del risultato ce l'abbiamo fatta, poiché Dai Tommy! Tommy! Al di là del risultato ci sono i colori, i chilometri, la passione e l'appartenenza alla nostra zona, che è ciò che noi ci contraddistingue. Siamo di Valtellì, siamo della Baronia, siamo di Rosè, siamo dei Rigoli. Il paese non cambia, però cambia più che altro la passione che c'è tra di noi. E noi vogliamo e sicuramente facciamo più in là una cosa più grande, speriamo. Palla per Lai, cercare Mameli Andrea. Mameli Andrea lo deve venire in campo, lo mette in mezzo per il nostro numero 11 che perfettamente stoppa. Palla ancora per Frontedu Samuele che la mette in mezzo, ancora per Lai, il tiro di Lai fuori di poco, il portiere Giustino comanda. Tomma Rizza. Fai interrango. Mati. Batte. Beh, palla per Lai. Finisce qua. Barisardo 5, Pavista 1. Barisardo si dimostra giusta nella classifica. Squadra fatta di giocatori al di fuori della prima. Barisardo vince 5-1 con i gol di Luca Vocatore, doppietta di Ferrari, Matteo Surrigore e Sidi Bey, assegnato per il Gatellì Simone Mameli.
per rammendare comunque la prestazione del Balisardo che si dimostra una squadra all'altezza di prima e di promozione. Però anche da ricordare i nostri tifosi che sono venuti qua oggi, Giovanni Maria Piras e anche coloro che sono venuti, che comunque su Facebook ci hanno visto. Grazie mille e ci vediamo domenica. Forza tutta vista! Ma